Passiamo al PAT, piano di assetto territoriale. Viene chiesto un po' da tutti quale tipo di intervento si intende attuare per il comparto industriale, naturalmente nel territorio comunale, in ordine alla redazione del prossimo PAT, anche in vista di un'ottica, in un'ottica di vasta area, cioè sconfinando anche con la collaborazione degli altri comuni. Comunque PAT, sviluppo industriale, e con una precisazione, da tutti è arrivata questa richiesta di una maggiore concertazione con le associazioni di categoria, in modo che tutto sia prima discusso con le associazioni, cioè che sono i cittadini che poi lavorano qua a Musile di Piave. Mi sembra che debba cominciare Capiotto in questo caso. Ma è singolare che venga ora la concertazione sul PAT quando il PAT è stato già adottato dal Consiglio Comunale il 28 di gennaio scorso. Solo una precisazione, fermo il timer, concertazione un po' su tutte le tematiche che riguardano gli imprenditori. Ecco, solo per fare una precisazione. Stavo parlando del PAT, certo, in questo senso. Ecco, su questo, sempre come gruppo consigliare all'opposizione, su questo abbiamo fatto una forte guerra politica ovviamente sul PAT, perché primo per questo motivo, il PAT è stato portato in commissione consigliare a ottobre 2011, da ottobre 2011 è stato illustrato dai tecnici, dei redattori del PAT, poi per un mese e mezzo è stato rimesso nel cassetto. Abbiamo chiesto noi una seconda commissione consigliare per chiedere lumi e nostre considerazioni sul PAT, e poi è stato portato all'adozione in Consiglio Comunale senza aver quantomeno avuto una minima concertazione con la cittadinanza, se non quel documento preliminare fatto nel 2009 che nulla ha a che fare con quello che è il piano assetto del territorio comunale. Quindi su questo c'è stata una gravissima mancanza, secondo noi, dell'amministrazione comunale uscente, e qui metto tutta, perché questo è uno strumento cardine, secondo noi, per creare sviluppo nel territorio, e soprattutto per quello che dovrebbe essere la concertazione con la cittadinanza, associazioni di categoria e quant'altro. Quindi si è persa un'occasione importante per creare sviluppo per il territorio e non solo per pochi musilensi, come di fatto il PAT di Musile porta questa visione, insomma. Capito, finito? Sì. Sì, sul discorso dell'area industriale, area artigianale, no, finisco perché penso sia importante dire due cose su questo. Credo che ora il PAT ha un iter che è in fase la prossima amministrazione dovrà controdedurre alle osservazioni che nel periodo di tempo saranno pervenute. Ecco, su questo e nella stesura del piano degli interventi che poi dovrà essere fatto, credo che ci dovrà essere comunque una concertazione, per quanto riguarda, se fosse la mia amministrazione, con le associazioni di categorie, con gli artigiani, con chi comunque poi deve investire nel territorio per creare appunto sviluppo e benessere, insomma, su quello che è l'ottica del PAT. Grazie. Biancone. Noi sempre come Movimento 5 Stelle siamo contrari a tutta la cementificazione riposta nel PAT. È significativa. Certo non si può ridurre la cementificazione e bloccare assolutamente il cemento, nel senso di produzione di case, fabbricati, aziende. Dico solo che noi proporremo una moderazione al cemento oculata, sia per l'ambiente più che altro. Grazie Biancone. Forcolin. Ma credo che ha iniziato Capiotto come consigliere di opposizione. Io credo che il PAT abbia comunque una sua natura, un suo iter procedurale, e quindi lo sa Capiotto che è anche tecnico, per cui non devo spiegarglielo io che sono fiscalista. C'è un iter procedurale che prevede appunto la consultazione con tutte le parti economiche, con le parti interessate, si chiamano anche portatori di interessi,
I cittadini, siamo andati sul territorio, abbiamo spiegato quello che volevamo fare, abbiamo posto tutte le nostre attenzioni su quello che erano anche i piani regolatori provinciali, abbiamo dato gli atti di indirizzo, per cui c'è stato un filo conduttore omogeneo, lineare, con i cittadini, con i portatori di interessi, appunto con tutte le attività, diciamo, economiche interessate, e siamo arrivati ad approvare questo PAT a fine gennaio scorso. C'è e ci sono state osservazioni che partono dal 2002-2003 da parte di cittadini comuni, da parte di imprenditori, da parte di tutto il mondo sociale del comune di Musile, centinaia di osservazioni. Si è aperto un momento appunto di confronto che è terminato il 23 aprile scorso con i 60 giorni di osservazioni, quindi parte tecnica anche in questo senso. Credo che ci sia stata la massima disponibilità e apertura con tutti per il confronto. Oggi queste nuove osservazioni che sono state poste entro il 23 aprile verranno ridiscusse dalla prossima amministrazione appena insediata in un prossimo consiglio comunale. Ci sarà la presa d'atto di alcune osservazioni, ci sarà il rigetto di altre, sarà preso in giusta considerazione quella che è l'omogeneità della crescita di questo territorio. Per cui su questa scommessa portata avanti sempre in modo così trasparente, vogliamo continuare, se saremo eletti, se sarò eletto con la mia squadra, per dare tutti quei piani di intervento che prevedano un sviluppo omogeneo per un territorio che non deve arrivare a 20.000 abitanti, che non deve aumentare a macchia di leopardo, ma deve essere uno sviluppo omogeneo per soprattutto gli imprenditori che hanno fatto questo tipo di intervento. Ricordo che ci sono ancora molte aree che sono ferme e hanno bisogno di essere sicuramente completate prima di trovare nuove zone. La situazione economico-finanziaria sicuramente non è così rosea da aprire o da costruire nuovi capannoni, però abbiamo creato le condizioni anche attraverso la viabilità del stesso territorio. Dicevamo prima una per tutte la statale 14, l'asta appunto della via Emilia, un contesto di un ring generale della viabilità sovracomunale, perché gli effetti anche invasivi ma omogenei da parte delle attività produttive trovino il suo decoro, il suo sviluppo omogeneo per il territorio di Musile. Su questo ci baseremo per i prossimi piani di intervento che saranno già in attuazione durante l'anno 2012, e non solo per gli imprenditori ma per i tanti cittadini anche qui presenti che hanno presentato ormai da diversi anni magari qualche osservazione interessante e che vogliono solo costruire la propria casa per mantenere a Musile i propri figli, per non portare la residenza da un'altra parte e se possibile risparmiare qualche soldo. Capiotto aveva chiesto di poter consumare il suo... se è una risposta diretta è giusto che intervenga prima lei. Sì, è veramente sorprendente quello che ha detto il sindaco ora sul discorso della concertazione che c'è stata, che non c'è stata, perché un conto è discutere un documento preliminare nel 2009, che si tratta di una relazione nella quale si portano dati, e un conto è illustrare il piano di assetto del territorio nella tavola della sua competenza. Quindi sfido chiunque cittadino prima del 28 di gennaio qui ad aver visto il PAT. Nessuno lo ha visto. Nessuno l'ha visto. No, prima del 28 di gennaio, assessore, dopo l'adozione è stato messo in pubblicazione il PAT, ma prima, io ricordo quando è stato fatto il piano regolatore nel 99, sono state fatte riunioni non è un'altra cosa, lasciami finire. Il concetto è sempre lo stesso, deve esserci partecipazione con la gente, deve essere illustrato il provvedimento. Non si può portare il provvedimento a giochi fatti senza averlo concertato prima. Questa è una semplice partecipazione che si deve avere con la cittadinanza e con le associazioni di categoria in particolare. Questo non è stato fatto e va ribadito questo concetto qua. È stato chiamato in causa direttamente, mi sembra, il sindaco, rivolto al sindaco o a Carpenedo. Quindi chiedo... è una situazione imbarazzante perché il sindaco è vice sindaco, è assessore. Il vice sindaco è assente ed è assessore all'urbanistica, è colui che ha lavorato su questo documento importante. Allora vuole intentato intervenire Carpenedo sui 30 minuti? Sì, no, adesso non voglio ripetere perché siamo amministratori della stessa funzione in questo caso, però io dico ai cittadini presenti che è importante, accetto questo, un sindaco deve parlare con la propria cittadinanza, nelle scelte importanti che riguardano il territorio deve sentirla, deve confrontarsi, deve raccogliere le indicazioni della cittadinanza. Per quanto riguarda il PAT, piano di assetto del territorio,
ecco, è stato detto abbastanza, però dico, è un libro aperto che dà delle direttrici di sviluppo che devono essere supportate da dei piani di intervento che spero di portare avanti io con la mia super squadra che ho a disposizione. È un piano di ecco, è un libro aperto. Cosa vuol dire? Poco fa si parlava di omogeneità, ha delle direttrici importanti. Il nostro comune ha un'ampiezza di circa 45 km quadrati e richiede uno sviluppo che faccia convergere verso un nucleo centrale, ecco, le varie espressioni della comunità di Mugine di Piave. Quando si parla di rispetto dell'ambiente, si parla di una valorizzazione della campagna dei salsi, della parte che porta verso le valli, si parla di una realizzazione di una pista ciclabile in quella zona che collegherà Jesolo con Caposile, si parla di una valorizzazione dell'area della Piave e della Riviera Sile, valorizzando le vecchie abitazioni che sono la nostra storia, poiché la nostra storia è stata cancellata da un periodo di guerra, di 2 guerre, ecco, Mugine era zona di fronte, per cui noi non troviamo nessuna testimonianza storica. Queste case coloniche, la via delle Ca, come si diceva, viene valorizzata nel PAT e viene ristrutturata affinché resti questa testimonianza. Così pure sarà anche la via della Fossetta con la rivalutazione della zona di Camali Piero, che rientra appunto nella fase di riconversione e di valorizzazione. Importante poi è nel PAT c'è tutto un lavoro di eliminazione di insediamenti produttivi che non servono più, che producevano inquinamento, che producevano odori malsani, mosche, eccetera. Per cui ci sono interventi a favore di questa rivalutazione del territorio anche da questo punto di vista. Quindi la valorizzazione del paesaggio, la salvaguardia dell'ambiente sono linee fondamentali del nostro PAT. Le abbiamo tenute presenti, le abbiamo scritte e adesso bisogna attuarle in modo, sono d'accordo con te Massimiliano, in modo anche concertato, anche se il termine non mi piace tanto, concertato con la popolazione, con le istituzioni che ci lavorano, con le imprese che ci lavorano, con le organizzazioni sindacali, con tutti quanti i vari esponenti delle attività culturali e sociali del nostro territorio, perché il PAT è per noi, è per lo sviluppo di questa cittadina che deve diventare all'altezza dei tempi del 2012, con previsione anche di aumentarne le vie informatiche. Continuerò dopo. Grazie.